Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Oggi, come ogni venerdì, vi portiamo con noi, facciamo vedere un po' cosa stiamo facendo e come ci organizziamo con i lavori in questo periodo. Oggi abbiamo attaccato il nostro EcoRow e andiamo a usarlo in un vigneto particolare, nel senso che è il vigneto quello giovane che abbiamo appena piantato. Ecco, allora adesso ci troviamo in vigna, siamo arrivati appunto sull'appezzamento che dobbiamo andare a lavorare e vi facciamo vedere un attimo come si trova adesso la situazione. Queste sono le barbatelle che siamo andati a piantare e qui vedete come hanno iniziato a germogliare. Diciamo che la situazione climatica che ha caratterizzato questo periodo, quindi inizio primavera, ha visto tanta pioggia e ovviamente siamo riusciti ad andare a mettere a dimora le nostre barbatelle tra una pioggia e l'altra e è stato già tanto quello. Adesso stiamo attendendo di andare a piantare i pali appena il terzista è libero e nel frattempo avete visto come appunto sono germogliate bene, perché ovviamente un po' le temperature ma soprattutto tanta umidità ha fatto sì che partissero molto velocemente. Allo stesso tempo è partita anche però l'erba. Ovviamente adesso noi dobbiamo andare a combattere l'erba in modo meccanico, per cui appunto con l'EcoRow vediamo di andare a fare un po' di lavorazioni del sottofilo in modo tale da cercare di tenerla il più pulito possibile. Ecco, adesso vi facciamo vedere un attimo come sta avvenendo il lavoro, così condividiamo con voi un po' come stiamo procedendo. Ecco, qui è dove siamo già passati, per cui vedete che abbiamo fatto un po' di baulatura, quindi abbiamo spinto un po' la terra verso il centro, una rincalzatura. Qui invece dobbiamo ancora passare e si vede come dobbiamo ancora appunto fare la rincalzatura e anche la terra è un po' più chiara, perché ovviamente sotto è un po' più fresca, per cui quando andiamo a smuoverla
sale in superficie la terra un po' più scura. In questo momento per noi è fondamentale passare con il diserbo meccanico, perché appunto abbiamo queste barbatelle giovani ed è molto importante che possano svilupparsi senza essere in competizione con le malerbe sotto la fila. L'obiettivo per noi sarebbe quello di passare spesso con appunto il roll-hack e finger hack, in modo tale da anticipare la crescita delle erbe, in modo tale da permettere il massimo sviluppo delle nostre barbatelle. Nei vigneti più vecchi passiamo con un'andatura un po' più sostenuta, perché ovviamente il fusto è già sviluppato. In questo caso, appunto, dato che sono molto delicate, sono in una fase estremamente vulnerabile, queste barbatelle, ovviamente passiamo un'andatura un po' più lenta, però ci consente di rispettare al massimo quelle che sono le piccole viti. È importante stare attenti ai germogli, che in questo momento appunto sono fuori, dato che le viti hanno germogliato da poco. Sono abbastanza delicati, però diciamo, ecco, non subiscono grossi danni se anche vengono coperti da un po' di terra, però ecco, dobbiamo stare un po' attenti e non forzare troppo la mano, appunto nell'ottica di rispettare al massimo le barbatelle. La caratteristica che diciamo sfruttiamo di più in questo momento con il roll-hack e il finger hack, insomma con le corrode della Berti, in questo momento è proprio quella che non avendo il tastatore possiamo fare questo lavoro senza grossi problemi, ancora prima di passare a piantare i pali e i fil di ferri. Ovviamente per quegli attrezzi che hanno il tastatore è indispensabile avere il tutore di sostegno, in modo tale che poi funzioni appunto il tastatore, svolga insomma il suo lavoro. Quindi prima bisogna aver piantato i pali, fil di ferri appunto, e poi il tutore. In questo caso appunto possiamo passare senza che siano piantati. Generalmente siamo soliti andare a piantare i pali e quindi poi fil di ferri, tutori e quant'altro a breve giro dal momento in cui abbiamo messo a dimora le barbatelle. Quest'anno, dato che c'è stata parecchia pioggia, quindi abbiamo dovuto un po' slittare vari lavori. Anche il terzista che viene a piantare i pali è un attimo in difficoltà, perché ovviamente si stanno un po' accumulando i vari lavori, per cui quest'anno veramente ci siamo trovati bene con questo attrezzo, proprio perché in questo caso non sappiamo ancora quando andremo a piantare i pali, ma nel frattempo riusciamo a gestire il sottofila e male non fa. Ovviamente speriamo di andare a piantarli il più in fretta possibile, proprio perché poi possiamo procedere appunto con la palizzatura, la gestione appunto di tutto l'impianto, insomma. Ecco, noi siamo arrivati alla fine anche di questo video. Vi lasciamo qua in fondo come sempre qualche scheda, in modo tale che possiate andare a recuperare magari qualche filmato che vi siete persi. Nel frattempo noi proseguiamo con il nostro lavoro, che dobbiamo completarlo, e ci diamo appuntamento al prossimo venerdì con un nuovo video, una nuova puntata, e quindi rimanete con noi.